Neppure una segnalazione alla polizia stradale riesce a far risolvere il problema dell'illuminazione che riguarda l'intersezione tra la 189 e la statale 122 in prossimità del viadotto Emera ad Agrigento. Nel nostro caso ci si chiede a chi spetta tutelare i cittadini se non alla polizia stradale, che è l'organo preposto alla sicurezza stradale, appunto. Venerdì scorso, 3 gennaio, dopo l'ennesima segnalazione giunta alla nostra redazione, avendo tentato inutilmente di metterci in contatto con l'ANAS di Agrigento, ci siamo rivolti proprio alla polizia stradale, al numero 466 466. Gentilmente un operatore ci spiega che, non essendo loro una sala operativa, bisogna chiamare la sala operativa di Palermo allo 091 6569 511. Anche qui la stessa gentilezza dell'operatore, il quale ci intrattiene per suggerirci di inviare una PEC all'ANAS o di chiamare la sala operativa dell'ANAS regionale. Torniamo alla domanda iniziale del nostro servizio: chi deve tutelare i cittadini se neppure la polizia stradale vi riesce? Imbarazzante e incredibile, insomma. E così fino a ieri sera, 7 gennaio, dopo circa un mese, le luci nella intersezione che dalla 189 immette alla 122 sono rimaste spente. C'è da aggiungere che parliamo di un punto abbastanza trafficato, dove esiste un bivio, quello per il quartiere di Fontanelle, da sempre al buio, che bene o male finora ha goduto in modo indiretto dell'illuminazione delle statali. E questa è un'altra triste storia che chiama in causa il comune di Agrigento. A questo punto non rimane che attendere che l'ANAS si decida ad intervenire, sperando che nel frattempo il buio nella intersezione non crei ulteriori problemi.